Investimento o pestaggio, quel che è certo è che le ferite al volto di Fabrizio Coppetti non sono compatibili con una caduta accidentale. Partono da qui le indagini della polizia locale per far luce sulla morte del 55enne bancario rinvenuto agonizzante ieri sera sulla rotonda tra via del Plebiscito e via Avanzo a Padova. La vistosa chiazza di sangue è ancora visibile nel posto in cui l'uomo steso a terra a bordo strada è stato notato da un automobilista che si è fermato e ha dato immediatamente l'allarme. Poco più in là il cerchio dove sono stati trovati i suoi occhiali. Quando sono arrivati i soccorsi, l'uomo era incosciente e aveva il volto tumefatto, lesioni troppo gravi per essere il frutto di una semplice caduta. Faceva fatica a respirare, non ha mai ripreso conoscenza. Intubato e trasferito d'urgenza in ospedale a Padova, è stato operato per ridurre l'emorragia, ma è morto verso le 21. Fabrizio Coppetti, 55 anni, originario di Gemona, viveva a Padova da 16 anni in via Donorione. Lavorava come dirigente dell'Unicredit, abitava all'Arcella in zona San Gregorio, amante delle passeggiate, andava spesso a lavorare a piedi come ricorda un vicino di casa. Se era bello, siccome gli piaceva camminare, mantenersi in forma, andava via e purtroppo ieri mattina. Un ragazzo buonissimo, si andava d'accordo. La polizia locale sta recuperando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona tra via del Plebiscito e via Avanzo per capire se l'uomo sia stato investito da un pirata della strada che è scappato senza prestare soccorso o sia stato vittima di una brutale aggressione. Purtroppo non ci sono occhi elettronici che puntano direttamente sulla rotonda. La zona del ritrovamento del corpo agonizzante del 55enne ieri sera è stata illuminata a giorno per cercare di individuare eventuali pezzi di auto o camion o segni di frenata, ma al momento nulla è stato ritrovato.